Che se non è carne macinata, che se la salsiccia a punta di curtiello. Ciao a giù, stasera andiamo a preparare e salsiccia a punta di curtiello come faceva nonno. Venite appresso a me che andiamo a preparare insieme. Andiamo a farla tutta a fettine. Va giù, una volta che assaggiate questa salsiccia qua, credetemi, vi fa ciccio a domacellare. Va cattata la carne e va portata a casa e la fate voi. Ma questo è garantito. Scordate immagini, scordate trita carne. A salsiccia vera nasce il rispetto e di mano da nonna. A nonna riceve sempre la carne non sa da spappolare, sa da sentire, perché il curtiello non taglia solo, accarezza, pezzettino per pezzettino. Che se apponte il curtiello, va giù. No che le cose immaginate che roba sono solo tutto bella secca, secca, asciutta, asciutta. Guardate che bellezza. Adesso andiamo a fare i condimenti. Uno dei miei segreti, sale fino e non grosso perché sa da sciogliere buono in mezzo. Secondo dei miei segreti, finocchietto. Bello abbondante. Volete un bello? Ah, così. E ora vi svelo un altro dei miei trucchi. Mortaio, pepe nero in grani. Andiamo a pestare, un bel profumino di pepe. E adesso ce l'andiamo a mettere tutto all'interno. Dopo aver fatto questo, ci allarghiamo un po' tutto. Scusate. E ci andiamo a buttare un po' di vino bianco secco, bello ghiacciato da frigo. O grasso, a braccio magro e un equilibrio che sulla pazienza e la sapienza della nonna ti ponerà. Andiamo di mano e andiamo a mischiare tutto così. Chiudiamo, lasciamo 3 ore e mezza in frigo e le facciamo insaporire bene. E poi dopo andiamo a insaccarlo. Il budello precedentemente l'abbiamo sciacquato sotto l'acqua corrente per dissalarlo e poi l'abbiamo messo in acqua per aromatizzarlo con limone e arancia. Cominciamo a mettere la nostra carne nella carne, mamma mia, bellissimo. Una volta fatti i rotoli di salsiccia, andiamo a bucarellarle per far uscire l'aria che c'è all'interno. Rimanete collegati. Pentola di coccio e tegamini. Che si fanno dei tegamini? Un gnocca sorrentino. Ve le varici, però vengono una dritta. Ciao a giù. Stasera non mi sacrifico perché così non mi piace. Alla prossima.